I disservizi per la popolazione sono la diretta conseguenza di una situazione aziendale ormai precaria. Negli ultimi 10 anni abbiamo perso oltre il 25% di organico e questo si traduce in difficoltà nelle ferie, difficoltà nella formazione e per i cittadini in difficoltà nell'erogazione dei servizi. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha ricevuto a Palazzo Ferrofini, sede dell'Assemblea legislativa, una delegazione in rappresentanza dei lavoratori di Poste Italiane che hanno scioperato e manifestato nei pressi della sede consiliare. Tra i temi della protesta, che dura da oramai 2 anni, ci sono la riduzione della precarietà necessaria, ma anche l'aumento delle stabilizzazioni e poi la questione del full time e la ricaduta in termini di disservizi sui cittadini utenti. Siamo molto soddisfatti e ringraziamo il Presidente Ciambetti perché il Consiglio regionale si è preso l'impegno di contattare Poste Italiane, perché noi riteniamo che la presenza nel territorio di questa azienda sia importante per il servizio ai cittadini, ma per farlo serve un numero di personale adeguato e attualmente non siamo nelle condizioni, anche a fronte alle grandi sfide che ha Poste Italiane adesso, che vuole diventare il luogo dove tutti i servizi ai cittadini vengono facilitati. Per farlo serve assumere dei dipendenti e in Veneto siamo in una grave carenza che non può andare avanti così. I sindacati ci hanno illustrato una situazione preoccupante con mancanze di organico e con anche orari ridotti come fossimo ancora ai tempi dell'emergenza pandemia. Invece il territorio del Veneto ha bisogno degli uffici postali che funzionano, che diano servizi alle imprese, ai cittadini, a chi vede l'ufficio postale come punto di riferimento territoriale. Quindi ci faremo carico di chiedere alla dirigenza veneta di Poste Italiane come mai appunto ci sono queste mancanze di organico e di servizi che invece devono vedere questa regione, che dal punto di vista produttivo è una delle più performanti in Italia, avere Poste Italiane che corre almeno alla pari di quanto ha bisogno il territorio veneto.